Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Buon sabato a tutti voi. Ripartiamo dalla cronaca, e la cronaca che ci racconta dell'ennesimo purtroppo l'ennesimo incidente mortale nella Marca trevigiana, quello avvenuto ieri sera poco prima delle 21 a San Vendemiano lungo la Pontebana. Vedete, questa mattina ci sono i fiori deposti da amici e familiari di Michael Addai, il quarantenne di origini ghanese residente a San Vendemiano, vittima ieri sera del tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita travolto in bicicletta da un'auto proprio a San Vendemiano, e nel posto che vedete poco prima delle 21 a travolgerlo con l'auto un 24enne macedone che stava rientrando da una manovra di sorpasso e ora indagato per omicidio stradale. Ghanese, dicevamo, residente in paese, il quarantenne Michael Addai lavorava in un'azienda di mobili a Pieve di Soligo. Sul posto ieri sera ovviamente i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica. C'era una fitta nebbia e bisogna capire se il 24enne macedone ha rispettato peraltro il limite dei 50 all'ora in quella zona. Sta di fatto che purtroppo si è consumata l'ennesima tragedia e c'è stata tanta commozione ieri dai parenti e familiari che si sono ritrovati poi sul posto poco dopo l'incidente, e questa mattina hanno deposto quei fiori. Ennesima vittima purtroppo nella Marca trevigiana. Come nella Marca trevigiana e a Treviso in particolare si torna a parlare di aggressioni legate alla criminalità, alla ricerca di tentativi di rapina, di furto a Treviso con Lina Paronetto e Tommaso Migot per raccontarci la vicenda di una ristoratrice che si è trovata di fronte a un uomo che voleva rapinarla, ma che è stato poi anche bloccato dai clienti. Cosa è successo, Lina? Buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo nel affollato, incrocio di Chiesa Votiva qui alla Rotonda. Il ristorante a cui facciamo riferimento è alla nostra sinistra. La Chiesa Votiva ha appena battuto le 12. Eccolo qui, Tommaso ve lo riprende. Siamo al ristorante cinese Ya Yuan. Giovedì sera intorno alle 21, mentre diversi clienti erano in sala e stavano cenando, la titolare si è vista avvicinare alla cassa da un soggetto che aveva cappuccio in testa e sciarpa tirata su sul volto, e di fatto racconta che l'ha spinta e gli ha detto dammi i soldi, le ha ingiunto di darle i soldi che aveva in casso. Lei ha preso paura naturalmente, ha gridato, e alcuni clienti che erano in sala di fatto si sono alzati, sono riusciti a bloccare l'individuo e a chiamare i carabinieri. È stato poi preso in custodia dai carabinieri e denunciato per tentata rapina. Considerate che, come dicevi bene tu, la città è alle prese da diverse settimane, addirittura mesi, con soggetti anche singoli che colpiscono in particolare le attività commerciali. Ne abbiamo parlato più volte sotto Natale, in particolare spaccate a ristoranti, bar, saloni di parrucchiera. Le indagini tra l'altro sono ancora in corso, fatto sta che purtroppo questi episodi si ripetono. Qui a quanto pare parliamo di un quarantenne della provincia di Treviso, anche con problemi probabilmente di dipendenze, un gesto sconsiderato che poi è finito come doveva finire, nel senso che il tizio è stato bloccato e consegnato direttamente ai militari dell'Arma e sarà appunto denunciato. Certo è che esercenti e negozianti sono purtroppo sempre più di frequente in città in balia di questi personaggi. Proprio sul fronte della sicurezza c'è da registrare che in questi giorni il gruppo consigliare di maggioranza di Fratelli d'Italia ha chiesto qui nel capoluogo al sindaco Mario Conte un preciso cronoprogramma dell'installazione delle prossime telecamere di videosorveglianza, perché dicono che quantomeno sul fronte anche della sicurezza percepita fanno sentire un po' più tranquilli i cittadini che in diversi quartieri. Qui siamo alla Chiesa Votiva, appena fuori dalla città, nei pressi dell'ospedale.
quartieri molto popolosi in cui c'è grande movimento, ma soprattutto di giorno, nelle ore serali un pochino cala naturalmente la frequentazione. Ecco, Carlo Alberto Correale, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ci ha appunto ribadito quella che è la volontà di capire del proprio gruppo, e chiederei cortesemente di mettere in onda quello che è il filmato che ci ha inviato Nicola. Fratelli d'Italia Treviso ha chiesto alla maggioranza che governa la città, di cui facciamo orgogliosamente parte, di conoscere nel dettaglio quale sia il cronoprogramma per l'installazione delle telecamere su tutto il territorio comunale. Abbiamo collaborato in questo. Fratelli d'Italia Treviso ha chiesto alla maggioranza che governa la città, di cui facciamo orgogliosamente parte, di conoscere nel dettaglio quale sia il cronoprogramma per l'installazione delle telecamere su tutto il territorio comunale. Abbiamo collaborato in questa richiesta con il sindaco Mario Conte, che ringrazio e con cui si lavora sempre in un clima di grande sinergia e stima reciproca, di conoscere anche quali siano i tempi per ricevere i fondi a livello statale per l'installazione di questi strumenti che fanno sentire sicuramente maggiormente sicuri tutti i cittadini trevigiani. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la sicurezza percepita. Ecco, così Carlo Alberto Correale. Questo per quanto riguarda il capoluogo, ma il problema in realtà è esteso anche ai comuni della prima cintura urbana. Non più tardi di ieri vi abbiamo dato conto di una spaccata della notte prima alla farmacia Santa Cristina di Quinto di Treviso. Anche lì ad agire a quanto pare un individuo singolo, che peraltro è già stato arrestato, è stato beccato subito di fatto dai carabinieri. Il tempo però di fare dei danni anche a questo esercizio, e non è la prima volta che la farmacia di Quinto di Treviso viene colpita, ma in generale la zona. Allora, lanciandovi questo servizio che ripropone la cronaca di quello che è accaduto alla farmacia di Santa Cristina, noi dalla Chiesa Votiva con Tommaso Migot restituiamo la linea allo studio. Ha sfondato con asce e martello una parte della vetrata dell'ingresso della farmacia Santa Cristina, poi ha fatto irruzione rubando dalla cassa 270 euro. Il malvivente è fuggito in sella ad una bicicletta. Immediata la segnalazione del furto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso. Poco distante sulla Nualese, i militari dell'Arma hanno notato un uomo su una 2 ruote con atteggiamento nervoso e reticente. Si tratta di un 32enne residente a Morgano. L'uomo, gravato da precedenti di polizia, è stato fermato. Addosso gli è stato trovato il denaro asportato, occultato all'interno di un sacchetto riconducibile alla stessa farmacia. Il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato. Il danno arrecato alla farmacia è attualmente in corso di quantificazione. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno fornito ulteriore riscontro probatorio all'attività investigativa. Sequestrati i soldi e gli arnesi utilizzati per il colpo, il martello e l'ascia. Ultimate le attività di rito, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima, che si è concluso con la convalida dell'arresto e la misura degli arresti domiciliari. Gli accertamenti dei Carabinieri per accertare se il 32enne sia responsabile di altre spaccate e furti non solo nella zona ma anche a Treviso. Fra l'altro, proprio a 200 metri di distanza dalla farmacia, lunedì, sempre nella notte, è stato messo a segno un furto in un bar con le stesse modalità. La preoccupazione degli esercenti. Voi siete venuti qua ed era una zona tranquilla, adesso è un po' disastro. Una settimana è già successo 2 volte, abbiamo tanto paura, diciamo. Noi abbiamo l'allarme, abbiamo videosorveglianza, abbiamo tutto quasi, ma chissà cosa succede. Fra l'altro in zona ci sono stati degli sbalzi di corrente che hanno creato ancor più allarmismo. Era comparso sul telefono che l'allarme era stato disattivato e riattivato. Quindi qualsiasi cosa mette preoccupazione. Sì. Infatti noi veniamo subito. Torneremo alla cronaca fra pochissimo, ma c'è un'altra notizia che continua a far discutere in questi giorni. Lo abbiamo raccontato anche ieri con le ultime novità. Lo sapete, è stato sospeso l'autista che ha lasciato a piedi il bimbo di 11 anni sotto in mezzo alla neve e con un freddo davvero incredibile. Parliamo del caso della linea Cortina-Calazzo con il
rincaro di 10 euro, motivo per il quale il bimbo è stato lasciato a piedi dall'autista, che lo sappiamo è stato sospeso. In queste ore dice chiedo scusa, ho sbagliato, ma il caso ha riportato ovviamente in primo piano anche questo rincaro voluto da Fondazione Milano Cortina, un rincaro al quale la provincia cerca di mettere riparo. Con il presidente della provincia Roberto Padrin è il nostro Fabio Fioravanti insieme a Stefano Bozzi. Allora lo vedo e sentiamo allora cosa ci dice il presidente della provincia Roberto Padrin. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la linea. Siamo a Longarone, quindi non nella sede della provincia, ma dove lui è sindaco. Lei già ieri ha commentato questa vicenda incresciosa di questo bambino lasciato giù dalla corriera. Ma penso che ormai ne hanno scritto e parlato veramente, forse anche troppo, di una vicenda che però va condannata sotto tutti i punti di vista. Oggi ho letto anche le scuse dell'autista, penso che sia quello che è accaduto è qualcosa di increscioso che non dovrà mai più verificarsi, perché non possiamo permettere a un bambino così piccolo di essere lasciato da solo, al di là anche di farlo scendere dall'autobus. Non è neanche concepibile questo, al di là poi dei 6 chilometri che si è fatto a piedi sotto la neve. Quindi questa è una condanna che ovviamente tutti hanno fatto e io non posso che condividerla. La mamma Sole Valataro ieri ci diceva ormai insomma la cosa è passata, lui sta bene, gli ha fatto piacere vedere la solidarietà ricevuta, che serva perché non possa mai più accadere. Ecco, questo infatti è il messaggio. Io poi la mamma l'ho anche sentita personalmente e ho condiviso proprio questa linea. Non deve più accadere un fatto del genere. Se ci troviamo di fronte a un bambino che non ha il biglietto, dobbiamo trovare il modo comunque di farlo salire e poi eventualmente prendere dei provvedimenti, ma sicuramente non abbandonarlo. Lei come si spiega il fatto che possa accadere una cosa del genere, ci si possa comportare in questo modo? Perché mi rifiuto di credere che l'autista sia una persona cattiva. Io penso che se ne sia reso conto dopo. È chiaro che in quel momento lì forse ha prevalso in lui la volontà di far rispettare quelle che erano le modalità di salita delle persone all'interno. Di bigliettazione all'interno, ma in quel caso lì deve prevalere il buonsenso, deve prevalere altri valori che purtroppo in questo contesto non si sono avvenuti, ma quindi anche questa grandissima attenzione mediatica che il fatto può avere, noi dobbiamo sempre cercare di trasformare una cosa negativa in una cosa positiva e può essere veramente un esempio da cercare di non fare più e di trovare soluzioni alternative in contesti che siano simili a quello. Parlando di bigliettazione, c'è la vicenda che adesso su quella tratta, qualunque tratta costa 10 euro. Proteste di vario genere su questo argomento, mi sembra che sia appena uscito un suo comunicato. Ma sì, questa è una vicenda che ha una genesi, perché è chiaro che non è che si è arrivati a far pagare 10 euro la tratta potenziata da Calalzo a Cortina così perché ci piaceva far pagare questi soldi, perché è frutto di un lunghissimo percorso di condivisione che abbiamo fatto come provincia, come Dolomiti Bus, come Regione, come Fondazione Milano Cortina, cioè come RFI, come tutti gli enti che hanno partecipato nel fare determinate scelte. Questa era una tratta che va da Calalzo a Cortina di 10 euro giornaliera, quindi si può utilizzare tutto il giorno. Perché? Perché questa linea è stata potenziata con dei pullman ogni mezz'ora. Sono partiti il 23 di gennaio, ecco, qualcuno potrà dirci sì, forse doveva partire qualche giorno dopo, questa è un'altra valutazione da fare. È chiaro che per un mese e mezzo questa è la modalità. Un potenziamento ha dei costi e dei costi in parte sono stati inseriti in tariffazione. È chiaro che in questo contesto sono stati penalizzati i pendolari e i residenti e quindi noi per ovviare e compensare a questo abbiamo deciso di stanziare 500 abbonamenti gratuiti proprio destinati a queste persone. In più ci abbiamo messo 10.000 euro della provincia di biglietti
Però abbiamo visto che comunque la protesta e quello che è accaduto tocca da vicino i nostri concittadini, e quindi oggi io ho fatto un atto del Presidente condiviso con l'ente di governo e con tutti gli altri enti affinché si potesse ripristinare per i residenti e i pendolari la bigliettazione, il ticket di viaggio che prima del ticket olimpico veniva applicato, e quindi la fascia chilometrica. Sarà da obliterare, ci sarà ovviamente quindi un'attenzione per i residenti che noi pensavamo fosse sufficiente con queste modalità compensative. Quindi faremo uno sforzo in più, abbiamo fatto le valutazioni dal punto di vista amministrativo, tecnico, giuridico che si può fare, perché anche questo è una fase non semplice, e alla fine oggi ho firmato l'atto del Presidente che modifica le condizioni di ieri e introduce questa modalità nuova. Se da studio non avete qualche domanda, per noi da Longarone è tutto. Grazie, quindi anche questa importante novità da parte di Roberto Padrin. Allora vediamo il servizio con le parole della mamma del piccolo di 11 anni che appunto raggiunta al telefono ha raccontato insomma anche l'importanza che un evento del genere, come ha detto il presidente della provincia Padrin, non accada più. Continua dirompente l'eco mediatico in relazione all'episodio del bambino lasciato a piedi. Dolomiti Bus ha espresso sollievo avendo appreso che per lui non ci sono state serie conseguenze e che sta bene, precisando che la corsa in questione era stata effettuata a seguito di regolare autorizzazione dall'azienda La Linea SPA, che a sua volta esprime profondo rammarico per quanto accaduto e che ha avviato degli approfondimenti, mentre il conducente interessato, suo dipendente, è stato prudenzialmente sospeso dal servizio. La mamma riporta le cose ad un clima di ritrovata serenità. Adesso Riccardo per fortuna sta molto meglio, ha patito molto freddo e quindi per il giorno successivo all'evento è stato a casa a letto, bello al caldo, e adesso si è ripreso. Ha trovato giovamento in tutto questo sostegno sia dalla parte dei suoi amici ma sia dalla parte dei media, e devo dire che questa cosa l'ha rincuorato, risollevato, si è sentito capito e non si è sentito solo soprattutto. Quindi direi che la conclusione a lieto fine, e spero che questa esperienza serva perché non succeda mai più a nessun altro bambino. Molte le reazioni. L'assessore regionale trasporti e mobilità Diego Ruzza ha dichiarato che al di là delle rispettive responsabilità sulle quali sarà fatta luce dalle indagini, si tratta prima di tutto di una questione di buonsenso e sensibilità. Il comportamento più corretto e sicuro sarebbe stato quello di accompagnare il bambino a destinazione e solo successivamente richiedere alla famiglia la regolarizzazione del titolo di viaggio. Trovo che dovremmo usare un po' di buonsenso e anche un po' di consapevolezza. Un bambino sempre non si lascia da solo, mai. La rete degli studenti medi di Belluno, infine, definisce inaccettabile quanto accaduto, non solo perché uno studente di soli 11 anni ha dovuto camminare per quasi 6 chilometri sotto la neve, arrivando a casa con un principio di ipotermia, ma soprattutto perché non era sprovvisto di biglietto, visto che aveva con sé il carnet di biglietti da 2,50 €. E come avete sentito, Roberto Padrin ha parlato anche di novità su questo fronte della bigliettazione. Torniamo alla cronaca fra poco, c'è la politica, è un appuntamento culinario ma è un appuntamento soprattutto politico. A Campo San Martino cosa accade? Buongiorno Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Campo San Martino, io qui sono in grande compagnia perché stanno arrivando un po' tutti gli esponenti della politica di una volta e anche attuale, perché qui con me c'è l'ex Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, che è il gran cerimoniere, l'organizzatore della 32esima edizione della Magna Porcazio, questo pranzo che riunisce la politica di tutto il Veneto, però è un pranzo tra amici. Qualche volto che riconoscete, c'è Pietrangelo Pette, no? È questa la politica, ci dice. Secondo me sì, cioè la politica si fa fra la gente, con la gente, parlando occasioni, e ovviamente qui si mischiano i partiti, le idee politiche, ma quello è il bello, cioè che si discute anche fra, diciamo, chi ha idee diverse e si cerca di lavorare per il bene collettivo della gente, insomma. Clodovaldo Ruffato, tanta gente, vediamo Luciano Sandonà, Maurizio Conte, Roberto Marcato, sono tutti arrivati, ma ne dovranno arrivare ancora tanti altri, chi aspettiamo?
Diciamo che dovremmo raggiungere il numero legale per fare un consiglio, ecco, sicché tra vecchi e nuovi noi interpretiamo, sicché dovremmo farcela, anzi sono certo perché ci sono prenotati molti, è un'occasione per stare insieme, è un'occasione di trovarci tra amici, anzi valorizzando e coltivando quelle che sono le tradizioni del Veneto, le tradizioni di queste situazioni con la gustare il maiale in tutte le sue parti, che dobbiamo ricordarci era il sostentamento del Veneto per molti anni. Ecco, vediamo Roberto Marcato che si sta scaldando le mani, ma si scalda anche le chiacchiere. Di che cosa si parlerà qui? Oggi si mangerà la bocca piena. Spero che si mangi e basta, visto che ho già parlato anche troppo anche negli ultimi giorni, quindi oggi mi prendo una pausa culinaria e ringrazio Baldo per l'invito, ovviamente. È una pausa di riflessione davanti ai dei bei piatti. Quindi nessun gossip, nessuna riflessione politica. Penso ci sia la massima consapevolezza che far politica e avere le idee e forse averle chiare è un po' difficile, quindi noi siamo qua per schiarirle magari a qualcun altro. Luciano Sandonà, immancabile questo appuntamento. No, anche perché è vicino a casa mia e quindi ci vengo da tanti anni, dobbiamo dire grazie a Valdo Ruffato. Ecco, c'è anche molta goliardia, come puoi sentire Nicola, ma c'è anche beneficenza, ricordiamo anche questo aspetto della giornata. Sì, questa iniziativa è a sostegno della Fondazione Città della Speranza, una parte del ricavato del pagamento da parte dei commensali va alla Città della Speranza, tutto quello che si venderà dei gadget, magliette, traverse e quant'altro andrà alla Città della Speranza, e una bella novità credo io oggi, avendo qui come ospite il figlio di Andrea Zanzotto, Fabio Zanzotto, abbiamo stampato questo opuscolo, questo poema in dialetto veneto che è I Mestieroi, sono delle poesie appunto in dialetto scritte da Andrea Zanzotto con le illustrazioni di Augusto Mürer. Sono 10 litografie di Augusto Mürer. Questo magari sì, non è una litografia vera e propria, ma questo volumetto rappresenta dal punto di vista dei valori un valore inestimabile. Grazie allora a Clodoaldo Ruffato. Nicola, se poi noi riusciamo a carpire qualche gossip, qualche indiscrezione, ovviamente poi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali torneremo a raccontarvi di questa giornata e degli oltre 300 partecipanti che sono un po' la politica del territorio di tutto il Veneto, e la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Torniamo alla cronaca e torniamo alla caccia al giovane che a Treviso ha aggredito un disabile sul bus. Un trentenne disabile è finito in ospedale, appunto ci cerca questo giovane che ha compiuto un atto di violenza nella zona di Santa Maria del Rovere a Treviso. Momenti di paura all'interno del bus 120 Vittorio Veneto Treviso, all'altezza degli istituti scolastici di Lancenigo, sono salite diverse persone. Ad un tratto, per motivi ancora da chiarire, fra due passeggeri è iniziato un violento litigio. Un trentenne disabile residente a Treviso ed un giovane. Dalle parole ai fatti sembra che il primo ad alzarsi sia stato il trentenne, ma poi la situazione è degenerata. Calci, pugni e spintoni sotto gli occhi impauriti delle persone presenti. Sul bus in quel momento, oltre all'autista, anche un collega della MOM che si è accorto di quanto stava accadendo ed ha cercato di mettersi in mezzo per evitare il peggio. Alla fermata di Santa Maria del Rovere di fronte alla chiesa il giovane è stato fatto scendere mentre il trentenne è rimasto lì all'interno. È stato soccorso, è stato protetto dai due autisti che hanno fatto sicuramente il loro dovere perché hanno fatto bene, sono intervenuti in maniera veloce, hanno arrestato il mezzo, hanno chiamato i carabinieri e quindi hanno posto fine a questa aggressione. L'autista ha chiuso le porte ed ha continuato la corsa fino alla stazione delle Corriere, dove ad attendere il bus c'erano carabinieri e un'ambulanza del SUEM 118. Il trentenne è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale a Treviso per essere medicato. Devo ringraziare ovviamente gli autisti che si sono comportati nel modo più corretto e sono veramente fiero di avere persone che fanno un servizio di trasporto pubblico, che hanno a cuore anche ovviamente
nella salute e l'incolumità delle persone che sono a bordo. I carabinieri, allertati dagli autisti, hanno immediatamente visionato le telecamere del bus per chiarire la dinamica del grave fatto e per identificare il ragazzo che, fatto scendere a Santa Maria del Rovere, si è poi allontanato. Questo è l'ennesimo episodio violento a bordo di un bus. Abbiamo fatto una riunione anche poco tempo fa con il prefetto e col questore, stanno facendo il possibile e l'impossibile. Diciamo che i nostri mezzi adesso quasi la totalità hanno tutte le tecnologie moderne, abbiamo cambiato i mezzi di recente, tra il 2025 e il 2026 cambieremo metà parco mezzi, sono tutti dotati di tutti i sistemi di sicurezza, telecamere interne ed esterne, quindi io direi che sia le forze dell'ordine che anche noi più di così non è che possiamo fare. La cronaca giudiziaria all'omicidio di Mattia Caruso, Montegrotto Terme, settembre 2022, lo ricorderete, sono state rese note le motivazioni che hanno portato a una riduzione della pena in appello per Valentina Biscaro, condannata per l'omicidio. Valentina Boscaro, nel corso della sua relazione con Mattia Caruso, è stata posta in una condizione di protratta alterazione emotiva, tanto da porla in un ricorrente stato d'ira. Questo è il passaggio più significativo delle motivazioni dei giudici della Corte d'Appello di Venezia, che hanno portato allo sconto di pena 17 anni per Valentina Boscaro, la 34enne padovana condannata per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso, avvenuto a Montegrotto Terme il 25 settembre del 2022, pugnalato al cuore dopo una serata in un locale. La difesa della donna ha dimostrato come Valentina sia stata oggetto di violenza fisica e verbale da parte di Caruso anche nei momenti antecedenti il delitto e nel corso dei mesi della relazione. In aula sono stati più volte letti i messaggi mandati da Mattia Caruso al fratello e ad alcuni amici in cui si vantava di aver pestato Valentina Boscaro. La notte del delitto i due avevano trascorso la serata nel locale ai laghi di Montegrotto, poi Mattia si era messo alla guida dell'auto di Valentina Boscaro e la giovane lo aveva accoltellato al cuore. Nei giorni seguenti aveva anche tentato di far ricadere la colpa su un conoscente e per questo la donna è stata condannata anche a 18 mesi per calunnia. Dall'omicidio del giovane a Montegrotto all'omicidio di Sergiu Tarna, l'omicidio di Mira, lo ricorderete, il delitto scoperto a Capodanno, poi l'arresto shock del vigile che è stato appunto arrestato per l'omicidio, Riccardo Salvagno, e poi del suo complice Andrea Vescovo. Ebbene, ieri c'è stato il secondo interrogatorio proprio del complice Andrea Vescovo, il 38enne di Spinea, che ha detto: non sono stato io a sparare. Vescovo ha dichiarato di non essere stato lui a sparare, questo lo ha dichiarato espressamente. Sul ruolo e sulla qualificazione del ruolo questo sarà oggetto di successivi accertamenti, dei contributi dichiarativi del Vescovo ed eventualmente anche del Salvagno, e poi delle valutazioni che le parti, pubblico ministero, difese e poi il giudice faranno di quello che è la dinamica e il fatto omicidiario. Secondo interrogatorio nel carcere di Treviso, dove è detenuto per Andrea Vescovo, il 38enne di Spinea, arrestato con l'accusa di essere il complice di Riccardo Salvagno, il vigile 40enne, nell'omicidio di Sergiu Tarna la notte dello scorso 30 dicembre nelle campagne di Malcontenta. 4 ore e mezza che dovrebbero servire a chiarire molti punti di domanda, a partire proprio da chi ha sparato. Mentre Salvagno infatti avrebbe dichiarato di avere ricordi poco nitidi, Vescovo ha detto con certezza di non essere stato lui a premere il grilletto. Riservo sulla dinamica, mentre il 38enne racconta cos'è accaduto quel giorno. Niente era prevedibile, niente era ideato, niente era programmato, è una situazione che si è verificata nel momento stesso dello sparo, per cui diciamo che sembrava una giornata tra virgolette tranquilla. Quel colpo potrebbe dunque non essere stato programmato, forse Tarna era stato portato lì come spedizione punitiva poi degenerata. Sembra che Salvagno fosse poi ossessionato dal trovare il famoso video di cui però ancora non c'è traccia. Era solamente la ricerca di di informazioni relativamente a quello che è il video che Salvagno pensava esistesse.
È una ricerca informazioni che è andata avanti e non soltanto nei confronti di Sergio nel corso di tutta la giornata. Ricordiamo che Salvagno era appartenente alle forze dell'ordine, era un componente della polizia locale e quindi la detenzione di un'arma anche in luogo pubblico era una circostanza non soltanto legittima per quanto riguarda il Salvagno, ma era un elemento proprio per questo di non preoccupazione da parte del vescovo. Intanto si attende l'arrivo dell'auto dalla Spagna in cui gli investigatori sperano di trovare l'arma del delitto. Ancora la cronaca fra pochissimo dopo la pubblicità, perché torneremo a parlare dell'accoltellamento tra giovanissimi in stazione a Padova con i provvedimenti che sono stati presi. Questo ci porterà poi a parlare dell'allarme Baby Gang, uno dei temi affrontati già ieri alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che appunto ha preso il via oggi la cerimonia è finita da poco, e poi ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori. Ripartiamo dunque dalla violenza tra giovanissimi tra pochissimo. La lista dei provvedimenti è lunga e ha raggiunto non solo la sedicenne nata in Moldavia accusata dell'accoltellamento, ma anche altre 2 amiche che hanno assistito alla scena. Sono le 17 di mercoledì quando in via Ugo Foscolo la lite, forse per motivi di gelosia tra 2 giovanissime, finisce nel sangue. Ad avere la peggio una ventenne che viene ferita con un cutter ad un orecchio e a una mano e sarà poi curata in pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. I passanti chiedono aiuto e sul posto arriva una pattuglia della polizia locale che soccorre la ferita e ferma e denuncia la sedicenne per lesioni e porto abusivo di coltello. Gli accertamenti a questo punto proseguono. La sedicenne è già ben conosciuta, per lei scattano un daspo Willy di 3 anni, un daspo sportivo fuori contesto della durata di 5 e il divieto di uso del trasporto pubblico per 1 anno. Le indagini permettono di identificare anche altre 2 giovanissime. Una ventenne che vive in provincia, che aveva aggredito una minorenne alla Periscio di Arsego lo scorso aprile, viene raggiunta da un daspo fuori contesto di 5 anni. Stesso provvedimento per una sedicenne di origine marocchina che faceva parte della banda di ragazze che nell'ottobre scorso avevano malmenato e rapinato una coetanea a Piove di Sacco. Abbiamo ormai riscontrato sia nell'ambito di attività di prevenzione e controllo con le nostre volanti, ma anche attività investigative, la sempre maggiore presenza di armi bianche, no? Che vengono così possedute e portate a seguito dai giovanissimi, quindi addirittura non è questo l'unico caso. Quando vengono condotti, siano essi minori o neomaggiorenni, nei nostri uffici vengono convocati i genitori, poi la spiegazione che danno è che girano con la lama, come viene definita nel gergo giovanile, per difesa laddove dovessero essere attaccati. Quindi è tutto un contesto dove c'è tanto da fare, soprattutto a livello di prevenzione con tutte le agenzie. Siamo rientrati dunque in diretta, questo quanto emerso da Padova. E allora il tema è quello innanzitutto della criminalità minorile. Criminalità minorile è uno dei temi posti ieri e anche questa mattina all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Fra poco ci collegheremo con Ilaria Marchiori, ma è stato posto come sempre alla vigilia, quando si mettono nero su bianco i dati della giustizia in Veneto. E allora sentiamo proprio l'allarme lanciato dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia, Federico Prato, che ha parlato di reati sempre più precoci e aggressivi e una giustizia sotto pressione, specie quella minorile. Tra i minori, furti, rapine, stalking e violenze sessuali. Sì, traffico stupefacenti, risse. La giustizia veneziana con il procuratore generale lancia l'allarme di fronte all'aumento dei reati commessi da minori, sempre più giovani e sempre più violenti. Non sono bravate, baby gang e bullismo mettono in crisi la giustizia, di per sé già in crisi, con il quadro aggravato dalla cronica carenza di magistrati amministrativi e risorse, spiega il procuratore Prato. In procura generale abbiamo il 50% di posti vacanti. Rende difficile, però noi come procura generale, come procura del distretto, facciamo fronte perché
I turni vengono fatti comunque, il sostituto procuratore, dopo essersi fatto una notte di telefonate, il giorno dopo va a farsi le direttissime, cioè siamo sempre noi, non vengono parcheggiati i reati. Stiamo cercando di riaffrontare in maniera sistematica tutte le bancarotte. I procedimenti minorili richiedono tempi rapidi, attenzione individuale e un lavoro di rete con scuole e servizi sociali, ma l'aumento dei casi rischia di rallentare tutto ancora di più. Negli uffici giudiziari del distretto di Venezia cresce infatti il numero dei procedimenti che vedono protagonisti adolescenti coinvolti in episodi di violenza di gruppo, spesso con l'uso di coltelli o oggetti atti a offendere. Il confine tra disagio giovanile e criminalità è stato varcato, l'allarme dalla macchina della giustizia che fatica a reggere. La violenza, specie quella minorile, corre più veloce dei processi, conclude il procuratore generale. Sul fronte personale c'è per fortuna questa convenzione con la Regione Veneto per quanto riguarda il nostro distretto. È la Regione Veneto che ci ha fornito personale valido, d'accordo con il Ministero della Giustizia. Speriamo che nel lungo termine qualcosa di positivo succeda. Ci hanno promesso che entro il 27 ci saranno sufficienti concorsi per coprire tutti i posti vacanti. Perché c'è un tema che è annoso ma diventa sempre più grave, l'allarme su organici scoperti e arretrati fuori controllo. La situazione è peggiorata per quanto concerne il personale amministrativo ed effettivamente è in ulteriore peggioramento. Il personale amministrativo è indispensabile perché altrimenti i giudici non possono lavorare. La giustizia è al limite. All'inaugurazione dell'anno giudiziario arriva da Venezia un appello diretto al governo. Senza interventi rapidi, avvertono i vertici giudiziari, il sistema non regge più. E adesso ci sono concorsi per assistenti giudiziario che dovrebbero entrare in servizio su tutto il territorio nazionale, 2600 assistenti giudiziari e anche circa 300-400 funzionari UNEP. Non sappiamo quanti saranno destinati al nostro distretto. Per gli AUPP speriamo che vengano mantenuti almeno parte degli AUPP di cui disponiamo, che vengano stabilizzati, perché questo sarebbe importante, perché conoscono già gli uffici, conoscono il territorio. Nei tribunali e nelle procure del distretto le scoperture di magistrati e personale superano il 20%, mentre gli arretrati crescono sia nel penale che nel civile. I tempi dei processi si allungano e il rischio paralisi è concreto. Il grido d'allarme non a caso da Venezia, maglia nera, anzi nerissima, proprio per quanto attiene al tempo di durata dei processi. Al Tribunale di Venezia addirittura del 240%. È aumentato, sì. Segue, ma molto sotto, il capoluogo berico. A Vicenza è aumentato del 4%, mentre Padova lo ha ridotto del 7%, Treviso del 16%. Obiettivo raggiunto invece negli altri capoluoghi provinciali. Questo è stato raggiunto in Corte d'Appello dai tribunali di Belluno, Rovigo e Verona. E sulla giustizia al voto, con anche i veneti chiamati a decidere con il referendum del 22 e 23 marzo, il presidente della Corte d'Appello di Venezia si esprime così. A mio parere è una riforma della magistratura, non della giustizia. Il problema, a mio parere, la criticità non riguarda tanto la separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante, perché effettivamente i dati a disposizione dimostrano che i passaggi dall'una all'altra carriera sono assolutamente in diminuzione. E poi c'è un altro tema che è stato affrontato oggi dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che era presente ovviamente alla inaugurazione dell'anno giudiziario, il tema dei suicidi in carcere, un fenomeno doloroso, ha detto, e ieri c'è stata un'altra manifestazione davanti ai cancelli del Due Palazzi di Padova per il secondo suicidio in meno di 3 giorni. 2 rose rosse sui cancelli del Due Palazzi. Una è per Giuseppe, il detenuto dell'ala di alta sicurezza che si è tolto la vita mercoledì a 73 anni. L'altra è per un uomo di 35 anni, italiano di etnia Sinti. Era un papà e faceva fatica a vedere suo figlio. La sua morte è stata scoperta poche ore fa.
Era rinchiuso nell'ala dei detenuti comuni, non a retto, e si è impiccato nel bagno della sua cella. Una scia che non si interrompe al Due Palazzi, fino a pochi mesi fa modello per i percorsi di reinserimento, che a fronte di una capienza massima di 432 posti accoglie 670 persone. Mercoledì erano sotto la pioggia battente. In queste ore drammatiche davanti al carcere sono tornate le associazioni. Dolore su dolore, devo dire, dal trasferimento a Pietro che ha scelto di andarsene, come già si sa, e la notizia di oggi che riguarda un'altra sezione, riguarda una persona giovane. Per noi questi sono momenti, per noi tutti del coordinamento, volontari, cooperative e per il personale sono notizie, gli educatori, gli agenti, la direttrice, sono notizie drammatiche. Sovraffollamento ma anche scarsità di agenti. A Padova sono 310 quando ne servirebbero 445, operatori a contatto diretto con i detenuti che spesso le vite riescono a salvarle. Se un operatore di polizia penitenziaria deve badare a un sproposito di detenuti a lui affidati, diventa difficile il controllo della stessa persona. Ecco, dispiace. Nel frattempo si sta completando lo svuotamento dell'ala di alta sicurezza, dove dei 22 presenti fino a lunedì restano solo 2 persone. Io li ho visti ieri, uno di questi della generazione settantenni, che è la maggioranza, e uno molto giovane. Mi hanno detto adesso che sono ancora qui, e gli altri sono tutti, stiamo cercando di ricostruire anche attraverso le famiglie, qualcuno a Secondigliano, qualcuno a Sulmona, qualcuno a Parma. Ripetuti i colloqui con la direttrice, che ha incontrato anche il garante nazionale per i detenuti. Nel frattempo non mollano volontari e associazioni che hanno scritto ai responsabili dell'amministrazione penitenziaria. Noi aspettiamo, perché abbiamo chiesto un incontro, vogliamo parlare, sentirci dire, perché non essere avvisati di questa operazione, secondo noi dopo anni e anni di lavoro è drammatico. Allora sentiamo un passaggio dell'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, il senatore leghista Andrea Ostellari, presente questa mattina all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia. Nel suo lungo discorso il passaggio proprio sul tema, il fenomeno dei suicidi in carcere. Un pensiero al doloroso fenomeno dei suicidi. Il piano per la prevenzione, che coinvolge operatori delle discipline più vaste, continuerà con un'azione congiunta anche con le competenti istituzioni sanitarie regionali, che sono in costante contatto con il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. L'azione continuerà con interventi adeguati, non solo finanziari, volti a sconfiggere un fenomeno che non va mai semplificato. È un fenomeno infatti che va affrontato su più livelli e in sinergia con le strutture specializzate in grado di supportare i dovuti interventi anche di carattere psichiatrico, sociosanitario. Approfitto qui per rivolgere un richiamo anche a quel senso della misura che tutti dobbiamo usare, dalle parole alle dichiarazioni, quando c'è di mezzo un atto così drammatico come quello del suicidio, che ha genesi complesse. Adesso la cronaca, di nuovo l'operazione della polizia, siamo sempre a Padova nella zona della stazione ferroviaria, arrestati 2 uomini trovati con hashish e cocaina. Un punto di scambio nascosto tra le siepi a pochi metri dalla stazione. È qui che la polizia di Padova ha interrotto un'attività di spaccio di hashish e cocaina, arrestando 2 uomini e avviando le procedure di espulsione. Gli agenti della squadra mobile hanno notato in via Tommaseo a Padova un 46enne di origine marocchina, irregolare e senza fissa dimora, muoversi con fare sospetto insieme a un connazionale di 37 anni che svolgeva il ruolo di palo. Poco dopo il 46enne ha recuperato della droga da una siepe in un parcheggio in via della Pace. Si trattava di cocaina, poi consegnata al complice per la vendita. Al controllo, il primo è stato trovato con 2 grammi di hashish e 50 euro in contanti, il secondo con 12 grammi di cocaina appena ricevuti. I 2 sono stati arrestati in concorso per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Divieto di dimora in Veneto per il 46enne, obbligo di firma per il 37enne. Il questore ha disposto il trasferimento del primo al centro per i rimpatri di Trapani e il rimpatrio immediato del secondo in Marocco.
Una serie di episodi inquietanti tra San Bugè di Preganziola e Campo Croce di Mogliano, nel mirino cimiteri e capitelli, e cresce la preoccupazione dei cittadini. Io sono entrata tranquilla perché di solito faccio a quest'ora, insomma, vengo a fare una visita a mio marito e insomma butto l'occhio e vedo sto tizio nudo. Entra in cimitero per portare i fiori sulla tomba del marito e si trova a tu per tu con un uomo completamente nudo. Un incontro scioccante per questa signora, l'episodio al Camposanto di San Bugè. Me la sono trovata nuda dall'altra parte, dalla parte nuova del cimitero. Io entravo dalla parte vecchia. Un'area appartata, buia, che si presta nella zona retrostante anche ad incontri clandestini, ma non solo. Qualche volta mi è capitato che hanno portato via i fiori a mio marito. E poi non ultimo, in ordine di tempo, 2 giorni fa, intorno alle 21, un incendio a ridosso del muro perimetrale del cimitero. Ad accorgersene Martina Mimo, uscita per una passeggiata, al ritorno circa 45 minuti dopo vede le fiamme. Mi sono ritrovata davanti appunto la scena di quello che effettivamente potrebbe sembrare a tutti gli effetti qualche rito. Martina chiede aiuto ad un signore di passaggio, insieme tentano di spegnerlo prima che possa propagarsi, ma l'impresa risulta tutt'altro che facile. Sono stati fatti diversi tentativi con la scarpa, cercando di pestarlo e anche cercando di buttarci sopra terra, sabbia. Una bravata, un atto di vandalismo o un particolare rito a bruciare alcuni fiori ora riposizionati sullo stesso punto e un foglio, un fatto inquietante visto il luogo dove è accaduto. All'ingresso di un cimitero dà da pensare. E una decina di giorni fa, poco più di 1 chilometro di distanza, a Campo Croce di Mogliano, nel mirino alcuni capitelli, i sassi lanciati contro i vetri. Le Madonnine all'interno sono state rotte e gettate nei fossi, proprio come diciamo un segno di ribellione alla cultura, insomma alla fede. Luoghi di preghiera, prese di mira, episodi ravvicinati che preoccupano, e dai cittadini la richiesta di telecamere a presidiare le zone più a rischio. Che mettono una telecamera, perché non si sa mai. So che sono state fatte delle domande anche al sindaco di Mogliano per installare appunto dei dispositivi di controllo, anche delle fototrappole. Rassicurazioni in tal senso dalla sindaca di Preganziola Stocco, che ringrazia chi ha spento l'incendio e si dice poi pronta a concordare ulteriori misure con il sindaco di Mogliano. Ci impegniamo con la polizia locale, che è già coinvolta sul punto, ad implementare anche con tecnologie e con strumentazioni mobili il controllo, la videosorveglianza di quell'area, ma soprattutto voglio ancora richiamare l'attenzione della cittadinanza, dei concittadini, a segnalare subito, tempestivamente, a me, alla polizia locale e ai carabinieri, le situazioni che possono essere oggetto di controllo. Fra pochissimo ripartiamo con la diretta, dopo l'ultima pausa pubblicitaria ripartiamo dalla politica per il primo nome ufficiale delle elezioni amministrative di Venezia, quello del centro-sinistra con Andrea Martella. Fra pochissimo. Sento una grande responsabilità e quindi affronto questa sfida con umiltà, con il rispetto per la complessità di questa città e anche con la determinazione, assieme a tutti gli alleati, le forze politiche che mi sostengono, che si possa iniziare una nuova storia e che Venezia possa essere all'altezza di quello che è stato. È ufficiale, Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico, è il candidato sindaco di Venezia per il centro-sinistra. Una scelta condivisa, ha detto nel corso della conferenza stampa a Landa di Mestre, e che lui sente come una grande responsabilità. Nel corso di questi anni c'è stata un'amministrazione, come ho cercato di dire, che ha registrato molti fallimenti e noi vogliamo cambiare rispetto a quello che c'è stato fino a qui. Nel rilanciare la necessità che Venezia acquisisca lo status di città a statuto speciale, Martella ha detto quali saranno le principali tematiche da affrontare subito, dallo spopolamento alla crisi abitativa, la sicurezza, il turismo. Questo tema dello spopolamento sarà una questione che dovremo affrontare e naturalmente per affrontarla bisogna avere delle politiche incisive che incidano sulla residenzialità, su un'altra economia che non sia solamente turistica. Per quanto riguarda la sicurezza, io voglio dire una cosa molto chiara: per noi la sicurezza è un diritto, come lo è il diritto al lavoro, come lo è il diritto alla salute. Deve essere un bene comune
deve essere un'esperienza che si vive e non deve essere uno slogan, come invece è stato nel corso di questi anni, sia per le responsabilità dell'amministrazione comunale sia per le responsabilità del governo, che ha fatto su questi temi molta propaganda ma pochi risultati concreti. Quindi noi la affronteremo seriamente, innanzitutto chiedendo più presenza e più forze dell'ordine nel nostro territorio, e quindi parlando con il governo. Il turismo deve diventare un'industria intelligente, non impattante sulla città e sui cittadini, e quindi bisogna renderlo sostenibile, mitigarne appunto l'impatto e fare in modo che non sia l'unica economia della nostra città. E ho anche detto che il contributo d'accesso non mi pare abbia dato risultati, non ha dato risultati in termini di regolamentazione dei flussi turistici. La coalizione è composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Verde Progressista più Europa, Partito Socialista, Volt Venezia e Tua, Radicali, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. E quindi questa la candidatura, la discesa in campo ufficiale di Andrea Martella, il centro-sinistra dunque per le elezioni comunali a Venezia. Intanto sempre dal veneziano monta in questi giorni la polemica, ed è una vicenda che è arrivata su tutti i media nazionali, la vicenda della richiesta di azione studentesca di segnalare i prof di sinistra, i docenti, i professori di liceo di sinistra, con l'insegnante, il docente del liceo Montale di Sandona di Piave, che dopo aver postato il video in risposta a questa richiesta ha ricevuto, pensate, anche minacce di morte. Non posso aver paura, se no non mi sarei esposto. Sapevo che esporsi avrebbe comportato evidentemente un rischio di esporsi anche alle critiche. Poi naturalmente le minacce di morte vere e proprie verranno segnalate a chi di competenza, ma reputo necessario prendere posizione non solo col proprio pensiero ma anche con la propria faccia e col proprio corpo. È determinato e convinto il giovane docente di italiano al liceo Montale di Sandona di Piave dopo le polemiche che si sono scatenate sul volantino del gruppo legato a Fratelli d'Italia. Zantaforni, noto per i suoi video sui social, ne aveva postato uno in risposta alla richiesta di azione studentesca, movimento di estrema destra, di segnalare i prof di sinistra. E in pochissimo tempo è diventato virale, ricevendo migliaia di visualizzazioni. E allora vorrei rendere più facile il lavoro ai signori di Azione Studentesca. Mi chiamo Giorgio Peloso Zantaforni, sono un insegnante di lettere di liceo e sono di sinistra. Schedatemi pure. Il cellulare del docente ha iniziato a squillare ininterrottamente, tanti messaggi di condivisione e affetto, ma anche minacce di morte che però non l'hanno intimorito. La scuola, lo dice anche la Costituzione, c'è la libertà di insegnamento. Io non insegno la propaganda a scuola, non faccio propaganda a scuola, parlo sicuramente di attualità, cerco di mettere insieme quelli che sono gli atti più, come dire, anacronistici con appunto fatti di attualità, e se questo significa propaganda allora mi autodenuncio davanti a voi. Zantaforni si è anche espresso in merito alla vicenda degli ultimi mesi su Beatrice Venezia alla Fenice. Sicuramente c'è la necessità da parte di questo governo, di questa maggioranza di governo, di dire noi esistiamo, ed è legittimo, ma noi esistiamo e, come dire, ci prendiamo quei luoghi del potere culturale dove si forma appunto la cultura, che sono appunto la scuola, l'università, le fondazioni e tutto ciò che ne consegue, mettendo i propri posti e le proprie figure nei posti apicali, nei posti nevralgici, nei gangli della società e del potere. D'altronde il titolo del volantino è abbastanza eloquente da questo punto di vista: la scuola è nostra. Mi lascia abbastanza interdetto e anche un po' arrabbiato. La scuola non è di Azione Giovani o di Gioventù Nazionale, la scuola è di chi la frequenta, la vive quotidianamente. Polemica che continua, come ci sono state polemiche in questi giorni, in quella che doveva essere la prima vera seduta del Consiglio regionale dopo le elezioni, ma di 16 ordini del giorno ne sono stati affrontati appena 3, bagarri in aula tra assenze, cuscini portati da casa e nervosismo per il malfunzionamento del voto elettronico. Guardate.
Avrà modo di rispondere e magari anche di ricevere il cuscino. La seduta è chiusa, grazie. È durata meno di un'ora quella che avrebbe dovuto essere la prima vera seduta dell'organo legislativo della Regione Veneto dopo le elezioni, ma è stata sciolta e riconvocata per martedì prossimo. Oggetto dell'ultimo scambio, al culmine di una bagarre che ha ulteriormente rallentato i lavori dell'Aula, l'assenza dell'assessora Venturini, che ha riferito ai volontari della Protezione Civile impegnati alle Olimpiadi di portare con loro cuscino e sacco a pelo, e la gag è presto servita. Credo che non sia rispettoso nei confronti del Consiglio a pochi giorni delle Olimpiadi, con ciò che è stato riportato dalla stampa nazionale, che l'assessore Venturini non sia in aula per legittimamente condividere e rassicurare i consiglieri. Tra l'altro mi dispiace perché le avevo portato anche un presente, un cuscino come simbolo di l'ho qui, ma... Consigliere Montanari, no, ma ci fidiamo, non ci serve... Le avevo portato un cuscino all'assessore all'assessore Venturini, così, insomma, però mi dispiace. Però... Io direi di evitare queste robe. C'è stato poi il tema del voto online, i sistemi davano problemi e il Presidente del Consiglio Zaia non ha nascosto il suo nervosismo. Io credo poco a questo sistema di votazione comunque. Non so chi se l'ha inventato. Risultato finale di 16 punti del giorno, appena 3 quelli affrontati in assemblea, non senza malcontenti. È vergognoso che si faccia un consiglio regionale dopo più di un mese di attesa dall'inizio dei lavori, che dura un'ora praticamente, per polemiche sterili sul funzionamento del voto elettronico, di fronte invece alle vere esigenze e priorità del Veneto. Pensiamo che il Veneto non ha ancora approvato un bilancio, quindi non sappiamo quali sono le risorse sul sociosanitario, sui trasporti e sulla casa, su tutte le altre priorità che ovviamente attendono la Regione Veneto. Una vera e propria farsa. Prima ancora di iniziare, quindi non c'entra nulla il problema che possono aver avuto i sistemi elettronici, il Presidente decide che si fanno solo 2 punti e si va via. Siamo di fronte a un Consiglio che vede Zaia che arriva e vuol stravolgere tutto per dire che lui è più bravo di quelli prima, cambia calendari, cambia giornate, cambia orari e alla fine le cose non funzionano. E mentre accade questo in Consiglio regionale, torna la febbre secessionista nei comuni della Marca orientale, quindi non solo nel Veneto orientale, la parte veneziana del Veneto orientale, ma anche nei comuni della Marca orientale, con i sindaci, diversi sindaci dell'area, che sembrano pronti al referendum per chiedere il cambio di regione, quindi verso il Friuli, da Meduna a Porto Buffolè. Se non arriva l'autonomia siamo costretti a farlo, dicono. Preoccupa soprattutto la fuga dei dipendenti comunali. Io non ho nessun rimorso di quello che ho fatto, lo rifarei, perché ho detto il cuore rimane veneto, però il portafoglio diventa friulano, quindi è un valore importante per i miei cittadini che vedono le differenze. E come si dice, mai dire mai nella vita, quindi non è detto che qualcosa non nasca. Qualcosa si muove sul fronte orientale, oggi come 20 anni fa, quando la prima ondata referendaria sferzò i comuni sul confine. Il sogno proibito resta il Friuli Venezia Giulia, o meglio la sua autonomia, con conseguenti agevolazioni. Bonus caldaie, bonus per i cancelli elettrici, bonus per il fotovoltaico, ne fanno di ogni dove, ripeto, a confine con noi di là dell'acqua. L'acqua da queste parti è Livenza, fiume che non fa certo distinzioni tra regioni ordinarie e a statuto speciale, eppure dalla disponibilità di case a prezzi agevolati soprattutto per giovani e famiglie al trattamento dei dipendenti comunali, le differenze sono sempre più evidenti. Noi in questi anni abbiamo avuto abbastanza un turnover e la problematica è che fai il concorso, gli prepari i dipendenti e purtroppo, avendo il Friuli qua attaccato, hanno delle agevolazioni che prendono dai 150 ai 200 euro in più al mese per lavorare in un altro comune a 3 chilometri da qua. E mi è toccato una persona, una brava ragazza proprio medunese, ragioniera, che alla fine ha scelto di andare in un comune qua del Friuli vicino, perché mi è da sindaco guadagno quasi 300 euro in più, e quindi là mi è scoppiato un po' l'embolo della rabbia, ho detto ma caspita, e allora è sempre la solita rogna. I contatti
contatti fra i sindaci dell'area si sono intensificati, nessuno lo nasconde. A Porto Buffolè lo stesso sindaco, dalla suggestiva piazza del Borgo, lancia un messaggio al cospetto della storica Porta Friuli. La varchiamo ogni giorno, ma io, come dicevo prima, non voglio essere ripetitivo. Speriamo che Calderoli e tutto il governo ci dia questa autonomia che aspettiamo dal 2017. Ripeto ancora, l'identità non la voglio perdere, certo che non posso neanche e non possiamo più aspettare. Insomma, una sorta di ultimatum. Se niente si muove sul fronte dell'autonomia differenziata, nella Marca orientale c'è chi è pronto a rompere le righe. A stare buono e tranquillo si rischia sempre di subire. Ecco, come dico, la coperta è corta, ma i piedi li abbiamo sempre fuori noi. Insomma, è una delle tante gatte da pelare anche per il neo governatore del Veneto Alberto Stefani e per la sua giunta, uno Stefani che ieri invece sul fronte della sanità ha inaugurato il nuovo ospedale di comunità alla San Bassiano. 24 posti letto, un investimento tramite fondi PNRR e finanziamenti regionali di 1.715.000 euro. Apre a San Bassiano il nuovo ospedale di comunità collocato all'11° piano della struttura di Via dei Lotti. Una realtà rivolta a quei pazienti che necessitano di un grado di assistenza intermedio, fondamentale per venire incontro alla fascia più anziana della popolazione. Alla base il lavoro sinergico regione, strutture sanitarie e territorio. Già dalla prossima settimana istituiremo proprio in regione una task force per le case di comunità, per gli ospedali di comunità, monitorare settimanalmente lo stato di avanzamento, aggiustare quello che c'è da aggiustare, renderle operative. Sono assolutamente fondamentali perché rappresenteranno lo strumento per ridurre gli accessi impropri nei pronto soccorso e soprattutto per permettere alla sanità di essere sempre più territoriale. È un presidio fondamentale anche perché, insomma, ricordiamoci, un tempo c'erano le lungodegenze, adesso ci sono gli ospedali di comunità, quindi vanno soprattutto a sostenere le famiglie quando hanno situazioni particolari con fragilità nel periodo post-operatorio oppure post-acuzie, quindi una possibilità di alleggerire la famiglia da un lato e dall'altro ovviamente assistere il paziente in una fase molto delicata. Il direttore sanitario Antonio Di Caprio ci spiega come funzionerà l'ospedale di comunità, il quarto avviato nel territorio gestito dall'UL7 Pedemontana. La richiesta di accesso in ODC può venire tramite la COT o quando il paziente in uscita da una dimissione per acuto in un reparto ospedaliero ha necessità ancora di una stabilizzazione, ma deve avere però un basso livello di necessità assistenziali, quindi una gestione proprio infermeristica. Per quanto tempo un paziente può restarvi? Sì, allora sicuramente sono strutture temporanee per le quali noi garantiamo nei primi 30 giorni la possibilità di poter sostare, in un certo senso di essere ricoverato in continuità e in maniera gratuita. Intanto la Regione si sta attivando anche per l'avvio delle case di comunità che andranno ad alleggerire il lavoro nei vari reparti di pronto soccorso. Faremo un grande lavoro di promozione perché queste case le stiamo realizzando, le vogliamo realizzare nel più breve tempo possibile, ma soprattutto vogliamo arrivare ai cittadini, spiegare loro i benefici che possono avere senza dover andare in pronto soccorso, perché avranno dei piccoli pronto soccorso dove potranno andare per esempio per i codici bianchi o per alcuni codici verdi. Questo è dunque il fronte sanità e poi c'è un altro fronte che invece riguarda tutt'altro, perché riguarda la grande festa che inizia oggi a Venezia, il via al Carnevale 2026, che ha una matrice importante legata alle Olimpiadi, si chiama Olympus, alle origini del gioco, il tema di quest'anno, tanti gli eventi, tante le maschere in arrivo, ovviamente anche la gente, un flusso di persone da gestire e poi ovviamente la sicurezza. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato delle zone rosse e delle fasi di sicurezza della Task Force Sicurezza. Ci riassume tutto al telefono il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo, è tutto pronto? Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Sì, intanto devo dirti Nicola che qui a Venezia abbiamo avuto per il Carnevale un primo ospite inatteso. Mi senti? Sì, ti sento. Chi è? No, ecco, appunto, credo che me lo si chiama. È stata una leggera acquata in piazza San Marco, che ha fatto la sua comparsa questa mattina, proprio mentre stavano arrivando le prime maschere, quando la piazza insomma stava cominciando a popolarsi. Acquata che non ha creato ovviamente disagi importanti. Il Mose chiaramente non
non è stato alzato perché il livello di marea non necessitava questo, però sicuramente l'acqua alta in piazza il primo giorno di Carnevale, una leggera, modesta acqua alta, ha comunque fatto una coreografia molto suggestiva per i turisti, per le persone, anche i veneziani che transitavano, non si aspettavano questa cosa. Per il resto oggi una giornata importante perché dalle 11 stanno arrivando le prime maschere e quindi c'è già un'atmosfera di Carnevale. Sappiamo bene che solitamente i primi giorni non c'è ancora l'affluenza, la grande flusso di persone, ma i dati sono comunque dati importanti. Fin da oggi le prospettive sono ottime, gli albergatori, le categorie economiche contente. Questo Carnevale, come dicevi giustamente sul tema delle Olimpiadi, sicuramente porterà a Venezia qualche medaglia. Ecco, speriamo di essere sul podio, ma questi sono ragionamenti che faremo poi strada facendo a secondo di come si evolverà la manifestazione. Sappiamo bene che poi quando il Carnevale arriva già a gennaio, quindi abbastanza ridosso del Natale, si deve un po' anche rimontare, perché il Carnevale ovviamente è influenzato chiaramente dal meteo e quindi man mano che le temperature diventano più gradevoli poi è anche più facile avere affluenza. Ma insomma le prospettive sono ottime. Oggi le prime maschere hanno già fatto la loro comparsa, ogni giorno in Piazza San Marco c'è un concorso, un contest legato alla maschera più bella. L'evento che tutti aspettano qui in piazza, anche se ci saranno varie animazioni, ecco, è quello delle 17, quando ci sarà addirittura un corpo di ballo che ballerà sul palco con l'obiettivo di esibirsi chiaramente, però anche quello di far ballare chi sarà in piazza, quindi il duplice obiettivo, i ballerini che saranno con i costumi storici, costumi costosissimi, quelli che vengono noleggiati anche dai grandi atelier per le feste nei palazzi, sì, quindi sarà un'esibizione con un corpo di ballo in costumi storici. La giornata poi di oggi vedrà anche mestre protagonista, perché in Piazza Sagreto ci sono già varie attività legate ai giochi degli olimpici invernali, e poi domani la grande classico del corteo a quello della Pantegana. Per cui questi sono gli eventi. La sicurezza è un sistema ormai collaudato, votato, e quindi ci saranno i controlli, si cercherà di fare tutto affinché la festa possa essere vissuta nel modo migliore. Un programma molto anche lungo e articolato che terrà compagnia fino a dopo San Valentino, che è il grande weekend ultimo, e poi ovviamente il martedì grasso. Oggi poi segnalo che c'è anche la selezione a porte chiuse di quelle che saranno le 12 Marie del Carnevale. Oggi una cinquantina di ragazze farà la selezione, ne verranno sempre 12 che saranno per la festa delle Marie le ambasciatrici del nostro Carnevale. Benissimo, allora Lorenzo, grazie, ci ha dato questo quadro della situazione a Venezia, e come dicevi tu, insomma, la gente, diciamo, la folla arriverà nel primo pomeriggio, comincerà, diciamo, questo primo weekend, e c'è stato questo fuori programma, come ci raccontavi tu, dell'acqua alta in Piazza San Marco. Grazie davvero, continueremo poi a seguirlo con te, Lorenzo, il Carnevale di Venezia. Grazie davvero. Allora, l'abbiamo detto con il collegamento di il nostro Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi con il presidente della provincia Roberto Padrin, che lo avevamo raccontato prima, che è stato ripristinato il biglietto ordinario Calalzo Cortina, la linea 30,
che era stato al centro dell'episodio di 3 giorni fa relativo al bambino lasciato a piedi proprio perché non aveva questo biglietto rincarato. Quindi torna la tariffazione normale, lo abbiamo detto prima in diretta. Tutto questo per raccontarvi di un'altra linea, di un altro mezzo di trasporto per arrivare a Cortina, ma da Treviso. È stata presentata ieri nel cuore di Treviso e quindi ovviamente in Piazza dei Signori, come vedete nell'immagine alle mie spalle, la tratta olimpica dall'aeroporto Canova a Cortina. È partito simbolicamente da Piazza dei Signori il primo bus per le Olimpiadi. Dal 4 al 22 febbraio Treviso sarà collegata con Cortina con 2 corse giornaliere che partiranno realmente dall'aeroporto Canova, confermate in stazione dei treni, Conegliano, Vittorio Veneto, Calalzo, fino al capolinea nella perla della Conca Pezzana. Un servizio che sicuramente interesserà i trevigiani appassionati di sport invernali, ma soprattutto tanti turisti che hanno scelto la marca come base per una vacanza olimpica. Un servizio secondo noi molto utile per sfruttare al meglio quella che è una grande opportunità sportiva, turistica come le Olimpiadi. Ricordo che l'aeroporto di Treviso è l'aeroporto più vicino a Cortina e quindi di fatto siamo alla porta delle Olimpiadi. Un'iniziativa di mobilità di marca in collaborazione, oltre che il Comune di Treviso, con Fondazione Marca Treviso, nata per promuovere il territorio trevigiano. Sotto il profilo della promozione del nostro territorio, questo da 1 a 10 quanto vale? Questo vale 11, non vale 10, per fare da servizio al turista già presente e a coloro i quali arriveranno e per raccontare che è una provincia organizzata e di conseguenza anche una provincia attrattiva. Ma in termini di numeri avete già qualche riscontro? Allora, in termini di numeri in questo momento no, ma le stime sono veramente ottime, soprattutto il last minute che di weekend in weekend sta sempre più riempiendogli alle strutture ricettive in destinazione. Perché MOM ha deciso di fare questa linea? Beh, insomma, siamo alla vigilia di un evento storico unico che non si ripeterà più per il territorio. Per arrivare a Cortina ci sono delle limitazioni al traffico normale, privato, e quindi il trasporto pubblico credo che sia l'occasione proprio per far vedere che la mobilità pubblica serve. Con un biglietto di andata e ritorno a un prezzo basso, che è 25 euro, si possono prenotare anche subito dal nostro sito e quindi abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore. Biglietto calmierato grazie anche a dei sostenitori dell'iniziativa. Abbiamo anche di sponsor, ovviamente, dei partner. La Fondazione Marca Treviso e la Banca Prealpi sono 2 partner che ci hanno aiutato anche economicamente, quindi noi crediamo che con gli incassi dei biglietti e con gli incassi dei partner di arrivare a fare un pareggio. Un servizio in collaborazione con Dolomiti Bus, alla quale MOM presta uomini e mezzi. Dolomiti Bus in questi giorni bersagliata dalle polemiche per il bambino di 11 anni lasciato nella neve a Vodo di Cadore. Sono 20 gli autisti impiegati nell'area bellunese, 12 sono gli autobus e 5 sono gli steward. Quello che è successo è inspiegabile, io credo che bisogna usare il buon senso, uno se non ha il biglietto bisogna comunque portarlo a casa. Qua non deve capitare più. E come ripeto, il Presidente della Provincia Padrini ha annunciato proprio in diretta il ripristino del biglietto ordinario Calalzo-Cortina dopo la polemica, 10 euro e bimbo lasciato a piedi. Restiamo in tema olimpico perché è stata esposta in Fiera Longarone una mostra che racconta in maniera emozionante decenni su decenni di storia dello sci. Si chiama Scie di Gloria, guardate. Scie di Gloria, una mostra che ha un percorso tra emozione e ricordi, che vede uno dopo l'altro allineati sci che hanno siglato momenti indimenticabili, da quelli di Zeno Colò a quelli di Sofia Goggia, da Deborah Compagnoni a Ingmar Stenmark, da Gustav Teni ad Alberto Tomba, senza dimenticare il Bob di Eugenio Monti. Intanto molto bella da vedere questa mostra, la consiglio perché si ha proprio la percezione di quanta storia vi sia in questo grande spazio che è lo sport, che parte da una dimensione di vita quotidiana e arriva fino al nostro contemporaneo e al futuro, e parla di società che cambia, ma parla di sicurezza, parla di investimenti industriali, di un grande rapporto con il mondo della ricerca, che poi è la forza del nostro sport system. Sì, perché a fianco dei 400 sci scelti tra i 4.000 raccolti e poi donati da quell'inimitabile collezionista che fu Tonino Zampieri, c'è anche l'innovazione,
quella che lega il mondo universitario al mondo dello sport. La storia dello sci è stata oggetto di una continua serie di innovazioni che incrementalmente hanno portato gli sci del 1800 ad essere quelle macchine da gara che sono adesso, sia nella direzione della prestazione che nella direzione della sicurezza. Infine le novità, dalle tute agli sci, agli attacchi, ai caschi, ai materiali che si studiano in stretta connessione tra università e imprese e di cui a Longarone si vedono esempi di assoluto rilievo. Tutto in una mostra che si può solo sperare trovi una sua collocazione stabile e definitiva, magari proprio a Cortina, a fianco di quella pista intitolata a chi, con il suo bob, vinse ori mondiali ed olimpici. Direi che è il pantheon della memoria, dello sport system e dei nostri campioni che hanno celebrato le loro vittorie, le loro fatiche, le loro sconfitte, ma anche hanno alzato al cielo la loro della vittoria. Il tema del sociale: nei giorni scorsi festa al Centro Atlantis di Resana, struttura dell'ULSS 2 per disabili gravi e gravissimi, che vede collaborare azienda sanitaria, comune e famiglie di ospiti. ULSS 2, comuni della Castellana, del Montebellunese e dell'Asolano e soprattutto loro, le famiglie. Tutti insieme sono anima e motore del Centro Atlantis di Salvarosa, struttura per disabili gravi e gravissimi che fa dei suoi legami e della sua apertura al territorio il principale punto di forza. Esempio pratico, il momento di festa insieme organizzato nei giorni scorsi per coinvolgere familiari, amici e ospiti. Ci sono 130 ragazzi che la frequentano, di cui 23 in RSA e gli altri 100, 105 o 107 in base alle esigenze frequentano il Centro Atlantis nel diurno. Veri e propri angeli custodi, dice Brunato, gli operatori che lavorano con i ragazzi che qui, malgrado le comprensibili difficoltà di ogni giorno, guardano al loro presente e al loro futuro con più serenità. Un fiore all'occhiello direi della Castellana in genere, perché tante famiglie trovano il sollievo qua, hanno una struttura veramente che funziona e poi c'è questo grande rapporto con il gruppo dei familiari che, come in questa occasione, organizzano delle feste, organizzano dei momenti di inclusione per far sì che i loro figli, i loro parenti possano trovare una giornata di sollievo. L'associazione dei familiari è costantemente presente, vedi il recupero della piscina riabilitativa. Abbiamo ristrutturato questa piscina per far sì che in modo ci sia una fisioterapia in acqua indispensabile per i nostri ragazzi, perché ci siamo accorti che nel periodo del Covid, in quel periodo che era rimasta chiusa, i nostri ragazzi purtroppo camminavano meno, si muovevano meno, era una cosa che era assolutamente necessaria per i nostri figli. Quindi noi abbiamo cercato dei fondi e ci siamo impegnati, noi come associazione siamo riusciti a ristrutturarla e da quest'anno è ripartita. È la sinergia col territorio, dice Brunato, che fa di Atlantis la struttura di qualità che è oggi. Riusciamo a dare una dignità ai nostri ragazzi, ecco, questa è la cosa più importante, perché la dignità ai nostri ragazzi deve essere di sopra di tutto. Ancora il sociale, bullismo e violenze di vario genere sui minori sono i temi principali del progetto Space Boy, ideato da Davide Biscaro, che racconta in un libro e in uno spettacolo teatrale la propria vicenda personale, coinvolgendo adolescenti e genitori. In un anno e mezzo abbiamo visto 20.000 ragazzi. E c'è bisogno proprio di cercare di ritornare ad essere una comunità, persone che si sostengono le une con le altre. Noi cerchiamo di costruire questo ponte tra queste due generazioni che in questo momento fanno fatica a capirsi, no? A comprendersi. In prima persona Davide Biscaro, lo Space Boy del suo libro e del suo spettacolo, porta sul palco una storia di sofferenza e di redenzione, aiutando tanti giovani di oggi ad esprimere quello che hanno dentro e gli adulti ad aprire cuore e orecchi ai loro bisogni. La storia era collegata alla musica, che era molto del mio genere, mi è piaciuto molto lo spettacolo. Mi è piaciuto molto il passo che Davide ha letto riferito a sua nonna, i ricordi che appunto ha ricordato anche attraverso le sue parole. Quello che mi ha colpito di più è il modo che hanno utilizzato, che hanno sfruttato per intersecare diverse forme d'arte, perché utilizzare la moda, la musica, lo spettacolo, la letteratura per trasmettere questo tipo di emozioni è importante ed è una cosa che arriva direttamente al cuore di chi ascolta.
È il modo in cui sono riusciti ad arrivare a noi studenti, a noi ragazzi, con questo argomento molto importante, in una specie di sensibilizzazione, e quindi mi ha molto colpito. Circa 700 studenti del Liceo da Ponte hanno assistito alle repliche mattutine al Teatro Remondini, preludio allo spettacolo serale. Ci sono tante situazioni piuttosto difficili che magari in famiglia fanno fatica ad emergere, e ecco che questi momenti servono per superare determinate situazioni e determinate difficoltà. Ragazzi che si mettono a far musica, chi dipinge, cerchiamo di farlo con l'arte. Poi per situazioni un po' più difficili costruiamo dei ponti dal punto di vista psicoterapeutico con dei professionisti. Adesso si sono avvicinati i servizi sociali, visto i numeri che stiamo portando, e anche abbiamo molto sostegno da parte della comunità. La storia che viene da Padova: un gatto nel pensionato Piaggi, che è una residenza per anziani di Padova. L'ha adottato una delle ospiti e sono diventati amici inseparabili. Signore e signori, ecco Silvio, il gatto tigrato, amico inseparabile di Laura Minicizzotti, elegante e raffinata ospite del pensionato Piaggi, residenza e albergo per anziani di Alta Viteira a Padova, molto conosciuta in città perché presidente del Museo del Precinema di Prato della Valle e appassionata collezionista di lanterne magiche. Un incontro, quello tra il gatto Silvio e la signora Laura, che ha davvero cambiato la vita a entrambi, nato da un desiderio della signora che ha chiesto e ottenuto il permesso alla direzione della residenza. Silvio è stato adottato grazie al servizio veterinario dell'ULSS 6, non aveva una casa ed era guarito da una brutta frattura. Adesso Laura e Silvio sono inseparabili, vivono insieme, guardano la TV insieme, si fanno compagnia e si prendono cura l'uno dell'altra, con tante fusa e tante coccole. Prima di salutarci vi do un aggiornamento di cronaca che riguarda purtroppo ancora una volta le violenze sulle donne. A Padova, nonostante fosse stato destinatario di un divieto di avvicinamento, un uomo ha aggredito per strada l'ex compagna trascinandola per i capelli, e per questo è stato arrestato dai carabinieri di Padova. L'uomo è finito in carcere su decisione del Tribunale Euganeo, un provvedimento che è l'epilogo di una serie di gravi episodi iniziati lo scorso anno, quando i militari di Trebaselega erano intervenuti nell'abitazione della donna che aveva subito dal compagno delle violenze e che era stato poi denunciato. I magistrati avevano quindi emesso la misura del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, con il divieto di dimora nel comune di residenza della vittima. Questo, come purtroppo spesso accade, non è bastato. Infatti qualche settimana fa l'uomo è passato alle vie di fatto e durante un servizio di controllo i carabinieri hanno notato un uomo che discuteva animatamente con una donna, arrivando a strattonarla con forza per i capelli. L'aggressore, alla vista dei militari, ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento, e quindi è emerso che la vittima era l'ex compagna e che l'indagato aveva violato le misure cautelari. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice aveva inizialmente disposto gli arresti domiciliari, ma a fronte della reiterata condotta violenta e della inefficacia delle precedenti misure, la procura ha richiesto e ottenuto un inasprimento del regime cautelare, e quindi i carabinieri hanno rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato. Quindi per l'ennesima volta quindi un uomo che viola il divieto di avvicinamento ed è arrivato poi a colpire, insomma aggredire l'ex moglie. C'è un'altra storia terribile che viene da San Michele al Tagliamento, con un 38enne che invece è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla ex. Pensate che era arrivato, in questo caso parliamo di stalking e di minacce, era arrivato a scriverle 200 messaggi in una notte, poi pedinamenti e minacce appunto anche di morte. Quindi un altro caso, e in questo caso è stato disposto il divieto di avvicinamento. Siamo a San Michele al Tagliamento e il protagonista è un 38enne accusato di stalking. Due notizie appunto di cronaca per chiudere, per salutarci. Allora vi ricordo che come sempre dopo di noi c'è il meteo e dopo la pubblicità c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, poi una puntata di agricoltura
alle 13:45 con il nostro Lucio Zanato, tutte le novità dal settore come sempre, spesso in anticipo. E poi alle 16:15 il film Il Palazzo del Viceré. Non mi resta che salutarvi, grazie per averci seguito. Arrivederci.